Una storia che in realtà abbiamo girato e realizzato con Mauro Scano prima di questa emergenza sanitaria, ed è una storia che riguarda l'incontro tra tecnologia, scienza applicata e tradizione. Lo abbiamo realizzato a Fonni, ve lo proponiamo, certi che comunque dopo questi difficili giorni anche l'economia nell'isola potrà presto riprendersi e ricominciare. Vediamo il servizio di Mauro Scano. Dopo cena di notte si faceva il pane e poi doveva lievitare, e quindi alle 4, alle 3 mia madre si alzava e anche io. Quando avevo 5-6 anni guardavo, mi diceva mia madre: guarda come stiamo facendo il pane, che devi imparare, perché anche tu vuoi il tanto tuo e te lo devi lavorare tu. Per decenni Anna Rosa Murroku ha preparato il pane carasau nella maniera tradizionale. 3 mesi, anche 4 mesi, era buono come il giorno che l'avevamo fatto. Un alimento ideale per i pastori che vivevano isolati in montagna per settimane. Oggi il pane carasau è uno dei prodotti sardi più conosciuti nel mondo. Centinaia di aziende nell'isola ogni giorno ne sfornano tonnellate destinate all'esportazione. Ora, per renderne più efficiente e sostenibile la produzione, l'Università di Cagliari mette in campo i ricercatori di 4 dipartimenti. Il progetto parte dalla caratterizzazione delle materie prime, da studiare quello che avviene nel processo di lievitazione, al taglio della sfoglia, la fase di lievitazione, la fase di prima cottura e poi di tostatura, sino ad arrivare a quello che è l'imballaggio e lo stoccaggio in magazzino. Attualmente errori di produzione relativi all'impasto, alla cottura e alla separazione del pane causano la perdita di circa 3 ore di lavorazione. Prevedendo temperatura e umidità della sfoglia sarà possibile ridurre questi errori e quindi ottimizzare rispetto all'unità di energia, di tempo e di risorse umane. Un progetto da 5 milioni di euro finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico che coinvolge le aziende del territorio. Questo è proprio un classico esempio in cui l'università collabora con il proprio territorio, con le aziende, e cerca di fare con esse un percorso di crescita. Il laboratorio di questa innovazione è un forno di Fonni in Barbagia. Abbiamo necessità di utilizzare nuove tecnologie per poter mantenere la tradizione, ma con un ciclo produttivo moderno, e quindi per questa ragione abbiamo necessità di affiancarci a strutture di ricerca. Una ricetta semplice, ma il processo è condizionato da tanti fenomeni di carattere chimico, fisico e microbiologico. I parametri che misuriamo vanno sia dalle condizioni ambientali alle condizioni delle materie prime e ai parametri che riguardano l'impasto durante la sua produzione. Per esempio l'umidità. L'umidità dell'aria è sicuramente un parametro molto importante, la temperatura sia ambientale che delle materie prime. Doppio doveva essere sempre attenta al forno, capito? Appena che vedeva che si distaccava dalla paletta, dalla pala grande, lì lo buttava nel forno così. Un tempo la differenza la faceva l'occhio umano, adesso è la tecnologia che può permettere un salto. Questo è il primo modulo di taglio della macchina del pane carasau, in questo caso è il modello rettangolare e permette proprio l'apertura, diciamo, delle sfoglie del pane carasau. All'uscita dal primo modulo, il secondo modulo, che è quello di separazione, grazie a un principio di aria compressa, riesce a separare le due sfoglie che poi vanno al secondo forno di cottura. Il cuore tecnologico di questa innovazione batte a Serramanna, nel Campidano. Qui si sviluppano i sistemi che renderanno il pane carasau 4.0. In realtà l'innovazione tecnologica è concepita per un 20% dalla tecnologia in sé. L'80% invece è proprio un aspetto culturale, il continuo dialogo con loro, perché si deve creare una consapevolezza che porta poi queste piccole realtà a crescere e le porta soprattutto a essere più competitive in un mercato che è sempre più globale. Esportiamo i nostri sardi che sono competenti, facciamoli anche un biglietto di rientro subito, perché devono carpire informazioni, riportarle qui sul territorio e poi dopo possiamo metterle a frutto qui sul territorio.